Guardate queste foto, sono state scattate nel poligono di Quirra, ma a sentire le testimonianze valgono anche per Teulada. I militari recuperano a mani nude i resti delle esercitazioni, senza alcuna protezione. Tra questi c'era anche Paolo Floris, ha fatto il servizio militare a Capo Teulada, insieme a Francesco, il figlio di Giancarlo. Noi vedevamo gli americani che utilizzavano guanti, tute, maschere, caschi, occhiali, e noi niente. Niente, così, a mani nude. Sì. In quel poligono voi avete visto di tutto, americani, chi è venuto? Guarda, in primavera quando venivano di tutti, cinesi, dalla Turchia, dalla Grecia, dappertutto, dall'Australia. E c'era un tipo di controllo sulle armi che entravano nel No, non poligono? controllavo, io non ho mai visto né un capitano, insomma un graduato che in portacarrai abbia guardato cosa effettivamente loro portavano dentro, ecco. Che queste armi erano nocive, no, ecco. A livello no, non lo sapevamo. Nel 2006 Paolo si accorge di essere malato. La diagnosi è tumore di Hodgkin. E da lì è iniziato tutto il calvario, ecco. Ho fatto tanta chemioterapia, ho fatto un trapianto di midollo, radioterapia. Oltre a lei e a Francesco ci sono altri Io ne soldati? conosco tanti di Villa Cidro, insomma dei paesi vicino al mio e anche di altri di Cagliari. Che hanno fatto la leva? Sì, che hanno la leva a Teulada, sì, in quegli anni. E che sono malati? Tutti dello stesso tumore, che ci diano la conferma che sì, effettivamente è colpa di quello, cioè non tanto i soldi, perché i soldi, guarda, non guariscono nessuno, a un certo punto non... Ecco, e soprattutto che non continuino queste esercitazioni, che non facciano più guerre simulate, ecco. Anche queste sono spese militari. Chi pagherà infatti le bonifiche sempre che verranno mai fatte e chi pagherà le spese sanitarie e le sofferenze anche economiche di servitù militari così vaste sottratte allo sviluppo, al turismo e alla gente che ci abita? La risposta è sempre la stessa. Se c'è un esercito ci sono le armi, se ci sono le armi ci vogliono i poligoni dove sperimentarle e non possiamo fare a meno dell'esercito per difendere il nostro paese. Ma è proprio vero che non possiamo fare a meno delle forze armate?